Milia vattu satrotta prosa di si sposu un sugar culo ne subisu un sugar culo ne subisu un sugar Sono arrivato a Zuri e davanti a me c'è la chiesa di Zuri, la chiesa romanica. Questa non è sempre stata qua, sta chiesa. La chiesa di San Pietro. E qui esce fuori poi la storia del Tirso e della valle del Tirso, del lago Omodeo. Praticamente, come già detto, il lago Omodeo non è sempre stato un lago, era un fiume che poi divenne lago perché fecero uno sbarramento. Poi in verità gli sbarramenti sono 3 al giorno d'oggi. Questa chiesa comunque è meravigliosa. E dietro questa chiesa c'è una storia di umanità, una storia di un popolo e di una comunità che non voleva perdere questo monumento, questa chiesa. Ora io devo andare a leggere perché ho già letto ma non mi ricordo mai niente. Sarà Luna? Praticamente nel 1923, quando il fiume Tizio già era completamente in piena e si dovevano sbrigare per decidere per fare il discorso dell'energia elettrica, la società che stava facendo i lavori giù, quindi i responsabili, che cosa fecero? Intrapresero l'anastilosi, che vuol dire che praticamente smontarono la chiesa e poi rimontarono qua con tutti i pezzi originali. E questo successe tra il 1923 e il 1925. La chiesa è in trachite rossa. Qui c'è questo cartello che ti racconta il territorio e racconta la storia della chiesa. E io voglio vedere l'interno adesso della chiesa perché ho pure la fortuna di trovarla aperta, perché io pensavo fosse chiusa, pensa un po', invece no, è aperta. Poi c'è sto colore incredibile. E lo stesso paese di Zuri prima non era questa la posizione originale, questo era il comune di Bonoreddu forse, non mi avrei sbagliato, e qui ci hanno ricostruito sopra. Sicuramente è buio con la camera.
ad est della chiesa, leggevo lì sul pannello, c'è un disegno raffigurante, vediamo se lo trovo. Eccola qua, questa colonna qui, ora non so se si vede bene, però qui hanno scolpito uomini e donne che si tengono per mare e hanno il copricapo, hanno un copricapo, quindi hanno il capo coperto, e praticamente sembrerebbe che questo rappresenterebbe il balletto sardo. Nuraghe Orgono, anche qui c'è l'erba alta. Questo fa parte di un'associazione. Cosa sembra brutto, c'era il cancello chiuso, io ho passato il muretto. C'è associazione Nuraghi, non mi ricordo che altro. E questo pure non doveva essere piccolo, peccato che è in stato un po' di abbandono. Certo, pure magari recuperarli tutti non è che deve essere un'impresa facile, poi ci stanno sotto un sacco di soldi, perché poi devi pure mantenere, però pure qui c'è l'entrata, poi ma quella è roba, guarda che massi. La pietra sopra qui ma che è la pietra intera? No, non credo. Guarda che bestia, mazza che bello dentro pure, porca miseria quanto, ma come facevano a costruire questi cosi? Ah, vedi qui ci hanno messo pure la chiaia, no, madonna che bello. Pure la scala che porta sopra. Stavo leggendo quel cartello lì e dice, vediamo se ho capito bene, che questo qui è un nuraghe a corridoio, quindi probabilmente la Talos è una, e sembrerebbe essere l'evoluzione dei nuraghi. Probabilmente questi nuraghi sono stati costruiti verso la fine dell'epoca dell'età del bronzo, a ridosso di quella del ferro, perché si è passati dai nuraghi a cupola ai nuraghi a corridoio, ed è la prima volta che io vengo a sapere questa cosa, mi dovrò informare su internet. Prima del fatto che pure questo nuraghi è veramente molto bello. Si avvicina a Sedilo, Aido Maggiore, Borore, e qua pure a Sedilo ci stanno un sacco di cose, no? Non ti devi anche andare a capare, che ne so, dentro i boschi, nei sopramonte, no, ce l'hai proprio qui, boom, a portare in mano. Poi ci hanno messo la croce, quindi fanno dal pagano al cristiano, capito? Vabbè, ora vado a vedere. Certo, se ci passerebbero dei spogliatoi mica sarebbe male.
Santa Maria. Ah. Ti rendi conto di quanto possono essere imponenti queste strutture solo quando gli arrivi sotto? Perché c'è sti blocchi così, ma è incredibile. Guarda pure qua sta mura. Olè. Questa era la parte di entrata, ma dai, no, guarda qua, come si chiama? Architrave la parte superiore, ma guarda che bestia che è, oh. Porco dincio. Ma ora faccio il giro dall'altra parte allora. Certo pure questo c'aveva una bella vista da qua, ma che roba. Io da qui riesco giusto a riconoscere Monte Conare, che rimane laggiù. E poi gli altri monti di là, presumo ci sia Samucheo, però boh, poi non mi ricordo. Non so se in fondo quelli là più alti potrebbe essere Gennargentu. Non ci metto la fila. Ho fatto il giro da là. Prima stavo sul muretto, no? Quindi vedo, non me lo capacito. Che vuol dire sta cosa? Quest'altro muro qua. Poi pure a guardarlo da qui, l'architrave, guarda che è una bestia proprio. Non so se magari mi allungo col braccio cago, però. Poi c'è l'entrata qua. Ci stanno le scale che vanno su. Questo pure mi sa che deve essere un uragano a corridoio e non a cupola. Ah, senti come si sta fresco. Pure se lo guardi da qui è proprio massiccio, guarda che pietrone. Non vado su però. Oggi sono andato proprio alla caccia dei nulai. Per basciatura, qui c'è sta la scala. Adesso fatica. Ale. Oh no, guarda che roba, va. Questo è il pesetto sotto. Porca miseria che vista, oh. Minchia. Che roba ragazzi. Che panorama, oh. Porco dio. Ho fatto una salita, c'ho il fiatone. Sono stanco. Sto rientrando a Basanta e sto passando per Nordello. E qua ci sta il parco del fumetto. C'hanno degli altri parchi pure interessanti. Io sono passato giusto al volo. Credo sia libero. Qua hanno fatto il fumetto come Murales. Guardate che dice qua. Allora, qui c'è pure il museo, il MIDI, il museo dell'immagine e del disegno interattivo. Lunedì e giovedì è chiuso, oggi è giovedì,
Il biglietto sono 3 euro. Ah, ma roba da matti. Vedi che carino. Storia del fumetto. Ah, vedi. Ah. Lupo Alberto, Diabolic, quella seduta che si legge di Land Dog o Dylan Dog. E qui c'è roba per snuri, capito? C'è pure Charlie! Charlie, vai, che sa che è? Questa è Mafalda? No, mi sa che questa non è Mafalda. Ma come mi ricordo io i fumetti. È Lucy! È Lucy, è Lucy! Ah, l'ho letto sul cartello. Che carino, ammazza che erba! Oh. C'è giochi a pallone su sta cosa. Parco del fumetto. Dai, va! Oh. Tante volte. Vieni qua. Ci stanno pure i pannelli appesi che ti spiegano i fumetti. Ciao Lucy! Guarda che bella guagliona che è, qua! Ciao!